Agrigento da domani è arancione, la Sicilia si salva per un soffio, il TAR sospende le ordinanze con cui i sindaci hanno sospeso il ritorno a scuola, ma nella città dei Templi l'arancione porterà la DAD. Musumeci è affezionato ai suoi fedelissimi, nel suo cerchio magico almeno 6 assessori e preferisce non perderli, azzeramento rinviato per non cadere dalla padella alla brace. Non ci saranno più padrini e madrine, chi si battezza e si cresima sarà solo in questo percorso di fede, una vera rivoluzione ma che non fa neanche discutere. Il presidente della società biancazzurra, Sonia Giordano, si dimette e ringrazia tutti con il cuore in gola. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Si allontana almeno per il momento l'incubo della zona arancione nell'intera isola, ma quasi 140 comuni sono già in arancione, altri 92 comuni siciliani andranno in zona arancione. Tra questi Agrigento, Messina e tutta la provincia di Trapani. Sul fronte scuole, dopo il caos di Messina, il TAR sospende anche le ordinanze dei sindaci di Palermo e Agrigento sulla chiusura delle scuole, ma la città dei Templi da domani è arancione e la DAD è quasi scontata. Vediamo. Si allontana al momento l'incubo della zona arancione nell'intera isola. L'occupazione dei posti in terapia intensiva resta stabile al 19,4%. La Sicilia salva per un soffio, ma quasi 140 comuni sono già in arancione e altri 92 comuni siciliani andranno in zona arancione da domani 15 gennaio fino a mercoledì 26. Tra questi Agrigento, Messina e tutta la provincia di Trapani. È quanto prevede un'ordinanza firmata dal presidente della regione Nello Musumeci. Tra questi nuovi arancioni 9 centri della provincia di Agrigento, oltre al capoluogo anche Raffadali, Santa Margherita Belice, Siculiana, Favara, Grotte, Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca, Porto Empedocle. Sul fronte scuole, dopo il caso di Messina, il TAR sospende anche le ordinanze dei sindaci di Palermo e Agrigento, che ieri giovedì hanno chiuso le scuole in contrasto con la direttiva della regione che invece le riapriva. Dopo il ricorso dei genitori, il Tribunale amministrativo ha accolto la misura cautelare e ha sospeso la validità del provvedimento. Da domani dunque le scuole aperte nelle due città torneranno in presenza. Secondo i giudici ci sarebbe un grave pregiudizio. L'ordinanza per rinviare il ritorno in presenza è stata adottata da 161 comuni che si sono appellati all'articolo 50 del testo unico enti locali che dà potere di intervenire in caso di pericolo. Ma per i giudici non ci sono gli estremi e anche se la discussione sul merito è stata fissata a febbraio, hanno intanto disposto il ritorno in classe. Domani però l'Associazione Nazionale dei Comuni l'ANCI tornerà a riunire gli amministratori, ma l'apertura delle scuole lunedì sembra ormai certa. Il sindaco Leo Luca Orlando aveva detto che non voleva sostituirsi a chi deve prendere decisioni, ma accendere un faro sull'allarme di amministratori, presidi e sindacati spaventati dal dilagare di Omicron. L'ANCI ha chiesto alla Regione dati puntuali comune per comune sui contagi, vaccinati e pressione ospedaliera. Il comune di Agrigento da domani è arancione, quindi con molta probabilità le lezioni proseguiranno in DAD. Le scuole oggi a Messina sono rimaste tutti in DAD. Perché al di là dell'ordinanza che è stata sospesa, l'ordinanza del sindaco a tutela della salute della comunità, i dirigenti hanno preso una decisione saggia. Noi ora stiamo verificando le condizioni per emettere un'altra ordinanza, perché l'ordinanza del Presidente della Regione, la numero 1, all'articolo 2, comma 2, prevedeva espressamente che in zona gialla, anzi in zona arancione o rossa, c'era la possibilità di non riaprire le attività scolastiche a seguito di una ordinanza specifica emessa dal sindaco, ovviamente basata su elementi asseverati dall'ASP che ne motivano la emissione. Questo lo voglio precisare perché rispetto a questo provvedimento del TAR ovviamente non lo condivido e lavoreremo nelle prossime ore per emettere questa ordinanza in modo tale che da lunedì prossimo comunque si prosegua con la DAD. Nessuno è nelle condizioni a Messina di poter garantire
il rientro in sicurezza degli studenti, perché non c'è il personale per poter fare lo screening preventivo di tutta la popolazione universitaria, ancora mancano le mascherine FFP2 e di conseguenza non ci sono gli elementi che la norma prevede per poter garantire questo rientro in sicurezza. Sospeso il servizio di guardia medica a Favara, a comunicarlo è l'ASP di Agrigento a causa dell'assenza di alcuni medici dal servizio perché positivi al Covid-19. Dalle 20 alle 8 il presidio sanitario non sarà quindi attivo. L'assistenza verrà garantita dal personale medico in servizio nella postazione di Agrigento in via Giovanni XXIII, ex ospedale. Le chiamate alla guardia medica di Favara saranno quindi deviate automaticamente ad Agrigento. C'è stato garantito che si tratta di una situazione straordinaria che non si ripeterà, dichiara il sindaco Antonio Palumbo. Qualora dovesse prolungarsi questo stato di cose, provvederemo ad attivarci nei confronti dell'azienda sanitaria. E contagi anche tra gli operatori AICA, chiudono gli sportelli adibiti al ricevimento dell'utenza in 6 comuni: Grotte, Montevago, Naro, Raffadali, San Giovanni Gemini, Sambuca di Sicilia. E alcuni casi di positività al Covid sono stati riscontrati ad Agrigento nei locali del comune. Pertanto il sindaco Franco Miccichè, con propria ordinanza sindacale, ha disposto la sanificazione sia nella sede di piazza Pirandello che nell'altra in piazza Gallo, e ciò per 48 ore a decorrere da oggi, venerdì. Dunque stop alle attività municipali fino a lunedì prossimo. Più che i contagi, che sono ormai dilaganti in ogni angolo della provincia di Agrigento e della regione, a preoccupare è l'occupazione dei posti letto. Come prevedibile, infatti, i reparti sono ormai pieni in ogni ordine e grado e l'impegno è adesso individuare nuovi spazi per curare i soggetti Covid e anche quelli non Covid. Nel proprio punto settimanale il commissario dell'ASP Mario Zappia punta su questo tema e su quello dei vaccini. Vediamo. Vorrei iniziare questo appuntamento di metà gennaio chiarendo una cosa. Sapete che c'è un po' di diatriba sul dare i positivi, dare i numeri, non dare i numeri. E allora, io vi dico subito che, partendo dal presupposto che non è non guardando con il termometro se hai la febbre, se stai bene o male, se lo vuoi sapere o no, bisogna, secondo me, dare i dati, ma bisogna anche saperli leggere e interpretare, perché i dati secondo me vanno dati magari non ogni giorno, perché ogni giorno impazziamo, e quindi io ho stabilito che mi state seguendo ogni settimana per evitare di dare dei numeri che, diciamo, a distanza di un giorno hanno poco senso. Però nello stesso tempo vorrei dirvi, specialmente in questo momento in cui i numeri sono esagerati, di saperli interpretare, nel senso che il numero di positivi di oggi rispetto al numero di positivi dell'anno scorso non produce lo stesso effetto dal punto di vista clinico assistenziale. Quindi io mi ricordo che quando avevamo 200 positivi al giorno o 150 al giorno, che erano drammatici, io mi preoccupavo perché il 10% di quei 200 erano ricoveri in ospedale. Oggi che abbiamo numeri a paragone con quelli dell'anno scorso iperbolici, perché abbiamo avuto anche 1800 casi in un giorno, io so bene che quei 1800 casi non corrispondono a 180 ricoveri, che è la percentuale dell'anno scorso, ma siamo all'1% quando ci arriviamo. Quindi vi voglio dire, i numeri vanno letti e interpretati per quello che sono nella loro essenza. Non vi preoccupate di tutti questi positivi, perché dal nostro punto di vista sanitario impattano di meno sugli ospedali. Però vi devono dire una cosa: il virus è in mezzo a noi e circola in maniera enorme. Vi dico subito, anticipandovi una tabella che poi rivedrete, che su 15.878 tamponi che sono stati effettuati dal 6 al 12 gennaio abbiamo 7.897 positivi, quindi quasi il 50% in questa settimana. Ma questi tamponi non sono più i tamponi una volta che erano frutto del molecolare, perché venivano dichiarati solo i molecolari, ma sono i tamponi che vengono fatti anche nelle farmacie, nei drive-in, e vengono caricati al sistema. E quindi l'unico dato che è importante è che ci fanno dire in maniera incontrovertibile che il virus circola in maniera spropositata fra noi, quindi
quelle misure di contenimento, di isolamento dei contagiati e di prudenza nel nostro comportamento di tutti i giorni, penso che sia la cosa più importante. Sul numero dei vaccini, anche qui la nostra provincia sta continuando a lavorare in maniera veramente pregevole e nella settimana dal 6 al 12 abbiamo fatto 36.590 vaccinazioni, quindi sono numeri importanti. 5.700 prime dosi, e quindi questo è un altro numero, sono circa 6.000 persone che abbandonano vi ricordate, vi parlavo di 50-60.000 cittadini che non erano vaccinati, 3.000 li avevamo tolti la settimana precedente, 6.000 li stiamo togliendo questa settimana, quindi diciamo che c'è un buon risultato sulle prime dosi, 27.740 terze dosi, altre 3.100 le seconde, quindi diciamo che si sta lavorando molto bene per fare l'unica cosa che ci risparmia da tutta questa emergenza, soprattutto di ricovero assistenziale, emergenza assistenziale. Anche i bambini diciamo che stanno viaggiando su una media di circa 400-500 al giorno, quindi si sta rispondendo, la macchina organizzativa è al massimo dello sforzo. Gli operatori sono sotto pressione, lo capite bene, anche perché siamo in emergenza, quindi in un'emergenza nessuno si tira indietro, però capite bene che la stanchezza dopo 2 anni di emergenza diciamo che è plausibile e comprensibile. Quindi vi vorrei invitare nel ringraziare i nostri operatori sanitari e amministrativi che stanno lavorando come dei matti senza guardare orario. Quindi sul fronte delle vaccinazioni si sta lavorando di gran lena. Vi dico, ultimo argomento sono i posti letto. I posti letto occupati sono stati subito riempiti, abbiamo una percentuale sia su Ribera che su Agrigento che va al di sopra dell'80%, in alcuni posti è già al 100%, lo vedete dalle tabelle. Adesso la nostra azienda si sta preoccupando di recuperare altri posti e ovviamente noi dobbiamo pensarci per tempo, perché non vorremmo essere mai inseguiti dal virus. Se non riusciamo a precedere quelli che sono gli effetti, non ne verremo mai a capo nel dare la giusta risposta a chi ne ha bisogno. Quindi abbiamo recuperato altri 20 posti letto a Ribera e i posti letto, se vi ricordate, la settimana scorsa c'erano lavori in corso, sono stati completati e sono stati attivati. Stiamo pensando anche al peggio, quindi promuovendo accorpamenti e rimodulazioni dell'attuale rete ospedaliera anche su San Giovanni di Dio. Stiamo resistendo per fare in modo, resistendo nel fare questo, quindi non stiamo chiudendo reparti in questo momento, ma ci stiamo preparando a chiuderli nell'arco delle 24 ore per poter dare risposta a chi ne ha bisogno. Stiamo resistendo, dicevo, per garantire e mantenere l'assistenza ai pazienti no Covid. Quindi capite bene che c'è un doppio canale di lavoro, il Covid che ci sta assorbendo, ma stiamo provando a mantenere l'assistenza per i pazienti no Covid. Mi riferisco agli oncologici, mi riferisco a tutti i pazienti cronici o i pazienti fragili, e lo sforzo vi assicuro che è considerevole. Quindi con la certezza che almeno si sta facendo il massimo sforzo, vi do appuntamento alla prossima settimana. Ad Agrigento i vigili urbani sono al lavoro per rintracciare l'automobilista coinvolto più o meno direttamente nella morte di un uomo di 62 anni di Agrigento. LR sono le iniziali del nome del deceduto a Fontanelle in piazza Alessio Di Giovanni. Secondo una prima ricostruzione investigativa, le automobili dei due sono entrate in collisione, nulla di grave, solo un banale incidente stradale. Tuttavia è insorta una vivace discussione tra i due, uno se n'è andato ed è ricercato, l'altro invece, il 62enne, è stato colto da un improvviso malore ed è morto nell'abitacolo di un'altra automobile, il cui conducente si è fermato per prestare soccorso. Intervento delicato ieri pomeriggio per l'ambulanza Gise 118, una giovane ragazza percorsa e picchiata da suo marito
che con un colpo feroce gli ha provocato un trauma cranico. La giovane donna è riuscita a scappare portando con sé i figli, uno di 4 anni e uno di 1 mese. Si è rifugiata nella caserma dei carabinieri di Raffadali, che hanno subito chiamato l'ambulanza. Arrivati sul posto, i sanitari hanno medicato la donna e l'hanno trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento per le cure necessarie. A prendersi cura della piccola di 1 mese un giovane maresciallo dei carabinieri. La donna, che ha denunciato l'uomo per maltrattamenti, è stata allontanata dalla casa e a prendersi cura di lei saranno dei parenti. Azzeramento della giunta regionale rinviato per non cadere dalla padella alla brace. Il braccio di ferro è appena iniziato. Musumeci non rinuncia ai suoi fedelissimi. C'è il servizio. Il presidente della regione, Nello Musumeci, rinvia la resa dei conti. All'azzeramento della giunta si procederà solo dopo l'approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio proposto dal governo fino al termine massimo consentito, ovvero il prossimo 30 aprile, quindi 4 mesi dal 1 gennaio. Il voto sull'esercizio provvisorio è in calendario martedì prossimo. Secondo i ben informati, gli assessori hanno convinto Musumeci che non è opportuno che la Sicilia incorra in una situazione di mancanza di un governo e contemporaneamente senza un bilancio. Inoltre, alcune forze politiche sarebbero scettiche sulla formazione di una nuova giunta come strumento per risolvere la crisi. Il dibattito è quindi rinviato alla prossima settimana. Insomma, il braccio di ferro tra il presidente e i partiti è appena cominciato. La ferita da sanare non è di poco conto. E c'è da attendere che gli animi si calmino per capire se ci siano le condizioni però per formare davvero un nuovo governo. Nel frattempo l'ira del presidente ha lasciato spazio a più miti azioni. Resta tutto com'è. Il presidente si è dovuto confrontare con alleati poco disposti a concedere un rimpasto alle sue condizioni. Prima fra tutte quella di mantenere alla guida della sanità il suo delfino, Ruggero Razza. Azzeramento vuol dire azzeramento, via Razza, Cordaro, via La Galla, via Messina, via Armao e Falcone. Questi 6 che rientrano nel cerchio magico del presidente, quante possibilità avranno di essere riconfermati? Difficilmente Forza Italia e Lega si presseranno al gioco di Musumeci. La Guardia di Finanza, su disposizione del Tribunale di Palermo, ha sequestrato ben 1.371.000 euro a un avvocato di Palermo, già presidente del consiglio di amministrazione di una fondazione di Bagheria, attiva nel settore dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale con fondi della regione siciliana. In particolare, il professionista tra il 2017 e il 2019 avrebbe trasferito parte dei fondi ricevuti dalla regione su conti correnti personali o intestati ad altre fondazioni sempre a lui riconducibili, per poi utilizzarli per scopi strettamente personali. L'avvocato è stato denunciato alla procura per i reati di peculato ed autoriciclaggio. Il sequestro per equivalente, ovvero nella stessa misura e a garanzia della restituzione del profitto del reato, ammonta a complessivi 1.371.000 euro tra disponibilità finanziarie, conti correnti, polizze e fondi di investimento, una villa adustica e 2 unità immobiliari a Palermo. Non esisteranno più padrini e madrine. Chi riceverà battesimo e comunione non verrà accompagnato da nessuno nel percorso di fede. Lo ha deciso la diocesi agrigentina, ma non è l'unica a pensare che questa figura abbia perso il suo significato originale. Provvedimenti analoghi sono stati presi in tantissime altre diocesi ed il fatto che quasi nessuno ne parli o se ne dispiaccia dà ragione alla Chiesa. A nessuno interessa ricoprire questa figura. Gli uomini si allontanano dalla Chiesa e la Chiesa prende le distanze dagli uomini. Il provvedimento è legittimo e comprensibile, ma dove arriveremo? Potremmo immaginare per assurdo di sospendere i matrimoni a causa dei troppi divorzi, oppure di istituire un patentino della fede, o di abolire la figura del parroco perché un prete sbaglia. Se la Chiesa confina il popolo in un non adatto a ricoprire il ruolo di padrino e madrina, come potrà stimolare i fedeli a migliorare? Mancano i punti di riferimento, i supporti, gli affetti, e anche la Chiesa con questo provvedimento potrebbe solo tendere ad accentuare l'individualismo e l'egocentrismo. Eugenio Cairone ci racconta questa rivoluzione. Dal 27 novembre di quest'anno, prima domenica di Avvento, anche nella diocesi di Agrigento scatterà il provvedimento che cancella, si dice temporaneamente, la figura dei padrini per battesimi e cresime. Sicuramente di rivoluzione si tratta,
L'addio alle due figure è un decreto che fa discutere parecchio e crea imbarazzo e delusione in chi ha legami affettivi e di grande rispetto con i propri padrini. Ecco, i padrini, brutta parola dalle nostre parti perché rimanda ad altri scenari, ma qui non c'entra la mafia. Ma c'è chi tira fuori la questione degli uomini d'onore che avrebbero influenzato la scelta di cancellare la voce padrino e madrina in seno alla Chiesa. Che la suggestione abbia davvero spinto ad intervenire così drasticamente? Mistero della fede, si direbbe. Adesso viene scritto che per la Chiesa padrino e madrina non sono figure obbligatorie ma facoltative. Insomma, se il fine del provvedimento era quello di fare chiarezza, si è trasformato in uno esperimento che fa già discutere parecchio. Se siamo certi che con lo stop ai padrini la mafia non c'entri, tutto è lasciato all'immaginazione dei cosiddetti fedeli e persino i sacerdoti, in modo particolare quelli catanesi, sono dell'idea che si poteva agire diversamente, con forme meno rigide, per non discriminare. Ed è questo il punto, i fedeli, che in maggioranza sono tutt'altro che bigotti. Perché non parlare e agire di conseguenza anche dei nulla osta richiesti per poter scegliere una parrocchia diversa? Questa si chiama burocrazia ed è esasperante e non dovrebbe riguardare sul serio la Chiesa. Però va bene così. Pubblicata la gara per il progetto di ampliamento del porticciolo di San Leone ad Agrigento. Arturo Cantella. È stata pubblicata per il tramite della centrale di committenza del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 la procedura di gara aperta e telematica con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ampliamento del porticciolo turistico di San Leone. Passa quindi alla fase esecutiva un'opera strategica per il porticciolo di Agrigento, attesa e auspicata da anni. Ampliare il porticciolo turistico di San Leone, pensato e voluto dall'amministrazione Miccichè per aumentare il potere attrattivo e lo sfruttamento turistico ricettivo della zona balneare nel pieno rispetto dell'ambiente, del contesto paesaggistico, considerando che a due passi c'è la Valle dei Templi. Per l'assessore Principato, oggi il porticciolo turistico di San Leone presenta problemi di insabbiamento derivanti dall'apertura della bocca del porto ai venti di est e di sud-est. A causa di ciò e in occasione di mareggiate, il moto ondoso all'interno della struttura portuale crea il fenomeno della risacca che danneggia, creando così un forte stress sia ai sistemi di ancoraggio dei pontili galleggianti sia alla sicurezza degli ormeggi delle imbarcazioni. La creazione di un nuovo braccio di levante, prosegue l'assessore Principato, eliminerà quindi questi seri inconvenienti. La creazione di questo nuovo braccio di levante, prosegue Principato, eliminerà questi seri inconvenienti, consentendo ai diportisti l'ormeggio in sicurezza per tutto l'arco dell'anno, soprattutto in caso di condizioni meteo-marine avverse. Pertanto l'opera risulterà di fondamentale importanza in quanto migliorerà significativamente le condizioni di sicurezza delle barche che al momento nel versante di ponente da ottobre fino a maggio devono essere rimosse. Il tempo e i fatti ci hanno dato ragione, il commento del sindaco Francesco Miccichè. Finalmente possiamo dare vita a una delle opere più importanti e strategiche per il rilancio del porto turistico di Agrigento, che terrà conto anche del waterfront, del lungomare Falcone Borsellino, dei parcheggi, della viabilità, dei trasporti di car sharing, pista ciclabile e bacchi sharing. Appare evidente come il porticciolo di Agrigento, continua Miccichè, goda di una posizione strategica sia in relazione della costa siciliana, rispetto alla quale occupa una posizione baricentrica, sia in relazione all'intero bacino del Mediterraneo. L'importo complessivo a base d'asse è di 676.753 euro, oltre IVA, e prevede la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in base di progettazione, la relazione geologica di tutte le opere, le forniture necessarie al progetto e le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 31 gennaio.
I sindaci del Belice potranno presentare alla Regione entro il 20 gennaio i progetti cantierabili per ottenere i 10 milioni di euro già stanziati dal governo Musumeci per la realizzazione di infrastrutture pubbliche. Vediamo. I sindaci del Belice potranno presentare alla Regione entro il prossimo 20 gennaio i progetti cantierabili per ottenere 10 milioni di euro stanziati dal governo Musumeci per la realizzazione di infrastrutture pubbliche. Il presidente Nello Musumeci offre risposte concrete alle giuste istanze avanzate dalle comunità locali a distanza di 54 anni dal terremoto che colpì gravemente quella porzione di territorio siciliano. Il governatore siciliano lo ha annunciato incontrando nella sede del comune di Marsala una delegazione dei sindaci dei 21 comuni della valle, coordinati dal primo cittadino di Partanna, Nicolò Madonia, che ha visto anche la partecipazione di diversi comuni della provincia di Agrigento, della valle del Belice, tra cui Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita del Belice. Le risorse già destinate lo scorso anno a Ferma Musumeci ci sono, è stato completato l'iter amministrativo per rendere disponibili. Adesso bisogna procedere con una certa sollecita ricognizione dei progetti in possesso dei singoli comuni, quindi l'impegno del governo regionale per valorizzare un territorio che a distanza di oltre mezzo secolo porta ancora le ferite di quel tragico evento. Ci aspettiamo inoltre che anche il governo centrale faccia la propria parte, quella più cospicua per la realizzazione di infrastrutture pubbliche che la comunità del Belice attende dal 1968. Nello specifico, conclude Musumeci, potranno essere proposti investimenti per opere dotate di progettazione a livello definitivo. Gli investimenti dovranno essere privi di copertura finanziaria per il loro valore complessivo o per una quota parziale. I sindaci dovranno trasmettere alla Presidenza della Regione entro il prossimo 20 gennaio l'elenco dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche per l'adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di impianti, edifici e opere già esistenti. Anche quest'anno i 21 comuni della Valle del Belice nel giorno del 54esimo anniversario del terremoto registrano con amarezza il totale senso di abbandono da parte delle istituzioni, l'ennesimo fallimento nonostante gli impegni assunti dal governo nazionale che ha completamente dimenticato questa porzione di territorio italiano a distanza di soli 4 anni dalla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel territorio, il quale aveva lanciato un accurato appello alle forze politiche a sanare questa ferita aperta da troppi anni. È l'ennesima vergogna che si è perpetrata nei confronti di questo territorio, dice il sindaco di Partanna e coordinatore dei sindaci della Valle del Belice, Niccolò Catania. Nonostante missioni a Roma, varie riunioni con gli uffici legislativi e legali, con i responsabili del Ministero, relazioni sulla tematica e sulle normative vigenti, nuovi quadri finanziari aggiornati e relazioni di accompagnamento che sono state richieste al coordinamento dei sindaci, il tutto si è rivelato infruttuoso, ancor peggio per le blande motivazioni addotte a fronte di un inserimento nella legge di stabilità di un emendamento governativo per il quale il sottosegretario Cancelleri si era speso e impegnato, ricevendo il diniego da parte del ministro e del governo. Stupisce ancor di più come in questa fase particolare, nonostante le ingenti somme disponibili del PNRR, non si sia tenuto conto nemmeno della possibilità di inserire i comuni del Belice nelle agevolazioni riguardanti anche il bonus sulla casa, alla stessa stregua di altri territori colpiti dal sisma che invece sono stati puntualmente inseriti. Tutto ciò continua ancora il primo cittadino, in spregio alla rappresentanza territoriale che ha visto impegnati i parlamentari nazionali del territorio che hanno piuttosto preferito dedicare la loro attenzione e le loro energie ad argomenti altri, non ultimo quello di abbassare l'IVA sui preservativi maschili e femminili con un costo complessivo per le casse dello Stato di 75 milioni di euro. Questa è la classe dirigente che evidentemente questo territorio merita. Sul versante regionale rimaniamo
siamo fiduciosi, ma ecco che la regione c'è. I sindaci del Belice potranno presentare alla regione, entro il 20 gennaio prossimo, i progetti cantierabili per ottenere i 10 milioni di euro già stanziati dal governo Musumeci per la realizzazione di infrastrutture pubbliche. Il presidente della regione offre infatti risposte concrete alle giuste istanze avanzate dalle comunità locali a distanza di 54 anni dal terremoto che colpì gravemente questa porzione di territorio siciliano. Il governatore siciliano lo ha annunciato nel pomeriggio di ieri, incontrando nella sede del comune di Marsala una delegazione dei sindaci dei 21 comuni della valle coordinati dal primo cittadino di Partanna, Niccolò Catania. Le risorse già destinate lo scorso anno, dice Musumeci, ci sono ed è stato completato l'iter amministrativo per renderle disponibili. E così sono trascorsi 54 lunghissimi ma indimenticati anni dal terremoto del Belice, un violento evento sismico nella notte tra il 14 e il 15 gennaio del 68 devastò un pezzo della Sicilia occidentale, un'area compresa tra le province di Palermo, Trapani e Agrigento, 21 i comuni in tutto coinvolti, 370 le vittime, 1 migliaio di feriti e circa 98.000 gli sfollati. Segni evidenti quelli del sisma di 54 anni fa, segni ancora presenti, tangibili. I 21 sindaci del Belice, anche nel rispetto delle normative anti-Covid, hanno deciso di rinunciare ad altre forme di manifestazioni di commemorazione, limitandosi a presenziare alla riapertura della chiesa madre di Montevago, struttura distrutta dal sisma del 68, e prendere dunque parte ad una messa che sarà celebrata nella cattedrale di Partanna domani, sabato 15 gennaio alle ore 18 da Monsignor Domenico Mogavero. A Montevago al via le celebrazioni per il 54esimo anniversario del sisma del Belice, inaugurata la mostra Salvati e Ritrovati. Arturo Cantella. Con l'inaugurazione della mostra Salvati e Ritrovati hanno preso il via a Montevago le celebrazioni in ricordo del 54esimo anniversario del sisma che la notte fra il 14 e il 15 gennaio del 1968 devastò la valle del Belice. La mostra Salvati e Ritrovati, i tesori di Montevago restituiti alla comunità, promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Arcidiocesi di Agrigento, mette in vetrina nella nuova chiesa madre i reperti e gli oggetti sacri rinvenuti durante i lavori di catalogazione e restauro della vecchia cattedrale distrutta dal terremoto. La stessa location ospita l'esposizione Acquarelli di Giovanni Bavetta ed è stato anche presentato il libro Sbarchi di umanità di padre Stefano Nastasi e Alfonso Cacciatore. Proprio in questi giorni sono stati ultimati i lavori di recupero della vecchia chiesa madre, il primo stralcio dei lavori, e quindi ci sembrava opportuno fare cadere la consegna di questi lavori con il 54esimo anniversario del terremoto. Ovviamente durante quest'anno tanti reperti sono stati raccolti e anche qui, grazie all'aiuto che è stato dato dal Museo Diocesano e dalla direttrice del museo, dalla dottoressa Brancato, abbiamo fatto un lavoro di assemblaggio. Quello che era stato preso, trovato tanti anni fa e che è conservato nel museo, al Museo Diocesano, è stato portato a Montevago perché i montevaghesi potessero apprezzarne il valore, e nello stesso tempo tutti i reperti che in quest'anno sono stati ritrovati sono stati messi puliti, sistemati e anche qui messi a fruizione della comunità e di chi volesse venire a visitare questa mostra che si inaugura oggi ed è aperta fino a domenica 16. È un momento importante per questa comunità perché attraverso questi pezzi ritrovati si ritrova un pezzo di memoria, un pezzo di storia, ed è come se tutto ritornasse a vivere. Questa è l'impressione che ho colto nei cittadini e coloro i quali in questo momento stanno osservando e ritornando con la memoria al passato. Il Museo Diocesano da anni è custode di questo patrimonio e ne è orgoglioso, custodisce i tesori della
chiesa, dell'antico Duomo di Montevago, con l'occasione di questo progetto di recupero dell'antico Duomo che ha tolto tutti i massi, quindi riportando in luce le antiche cappelle. Abbiamo pensato che fosse l'occasione ideale per creare un percorso di valorizzazione, salvati e ritrovati, due iniziative importanti che si integrano: salvati, ovvero quel patrimonio che è stato salvato subito dopo la frana, e recuperati il resto del patrimonio che è stato recuperato in occasione di questo recupero della chiesa. Il percorso che si è allestito all'interno della chiesa Madre Nuova permette di mettere a confronto queste due realtà: da una parte i tesori, che sono splendide testimonianze dei più grandi maestri siciliani del tempo, accanto ai reperti che, sebbene non hanno grande valenza artistica, rappresentano la memoria, una memoria che in questo momento possiamo far vedere parzialmente, ma che si auspica possa permetterci di creare un percorso permanente per Montevago, crearne un museo diffuso, così come il Museo Diocesano si sta insediando nel territorio, con le sue sedi a Sciacca, ad Aragona e a San Luca di Sicilia. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Un incendio è divampato a Sciacca, in via Segna, all'interno dell'edificio dove si trovano gli uffici dell'azienda delle entrate e dell'INPS. Sono stati alcuni residenti della zona ad avvisare i vigili del fuoco. Le fiamme si sono propagate al primo piano dello stabile. Secondo i primi rilievi sarebbero state causate da un cortocircuito. Sul posto anche i carabinieri e polizia scientifica. Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono state rese complicate dal fumo che si è elevato all'interno del palazzo. Non si registrano conseguenze alle persone. Io ribadisco quello che in altre circostanze ho detto sempre riguardo al parco urbano non ultimato, che la prima responsabilità delle istituzioni è quella educativa, per cui non aver completato, non aver provveduto a completare i lavori in questo parco è diseducativo per questo quartiere, che già ha le sue problematiche sociali, ma vedendo che le istituzioni si disinteressano letteralmente di ultimare queste che potrebbero essere delle risorse, è un segno pessimo, negativo per tutto il quartiere in cui viviamo. Per cui ribadisco ancora una volta questa esigenza che c'è, non solo architettonica, ma anche sociale, di ultimare questo parco che veramente grida vendetta contro le risorse pubbliche che sono state spese. Sono parroco da appena 4 anni qui a San Paolo, tante volte mi sono interfacciato con le istituzioni competenti, non credo più alle promesse di nessuno, mi affido soltanto alle promesse di Dio, so che Lui solo non smentisce. Il presidente della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento, Alessandro Patti, spiega le ultime decisioni del CDA che mirano a proseguire la stagione teatrale in assoluta sicurezza. La parola d'ordine è ripartenza e non chiusura, bisogna solo adattarsi alle difficoltà legate alla pandemia. Vediamo. Finalmente riprende l'attività teatrale, il teatro torna a vivere e noi possiamo tornare a vivere insieme al teatro e grazie al teatro. Tutto questo perché, come sappiamo, la comunità scientifica internazionale ha stabilito che i teatri sono dei luoghi sicuri e protetti, perché consentono di farvi accedere solo un numero predefinito, identificato e tracciabile di persone. A questo si aggiunge il fatto, come sappiamo, che il governo nazionale ha voluto dare un'ulteriore garanzia agli utenti dei teatri, stabilendo che possono accedervi esclusivamente i soggetti muniti di Super Green Pass e con mascherina FFP2. E quindi vi sono tutte le condizioni perché i teatri siano dei luoghi protetti, dei luoghi sicuri, dei luoghi costantemente sanificati, e questo vale anche per il Teatro Pirandello. Ma a noi non basta, abbiamo deciso di fare di più. Proprio stamattina il Consiglio di amministrazione, che ho l'onore di presiedere, ha preso una decisione importante per la vita del teatro, e nonostante nessuna norma ce lo imponga e nonostante nessuna norma lo preveda, perché
per le ragioni che ho appena dette sono già garantite la sicurezza e la protezione degli utenti, noi abbiamo deciso di fare un'ulteriore cosa in più per la ulteriore e definitiva serenità degli utenti del Teatro Pirandello. Abbiamo deciso di ridurre la nostra capienza e quindi dai 582 posti disponibili abbiamo deciso di limitarla a 490 e in questa operazione daremo priorità ai gruppi familiari, alle comitive fino a un massimo di 8 persone, in modo tale da garantire, al di là di quanto disposto dalla comunità scientifica, al di là di quanto imposto e disposto dal governo, di garantire un'ulteriore e definitiva serenità e tranquillità. Questo ovviamente lo facciamo, la Fondazione lo fa facendo un sacrificio, ma un sacrificio che siamo sicuri servirà a dare uno slancio all'attività culturale, ma soprattutto alla vita. I teatri tornano a vivere, ma anche noi possiamo tornare a vivere serenamente anche grazie al teatro. Il Centro Nazionale di Studi Pirandelliani di Agrigento ha compiuto ieri 55 anni. Il 13 gennaio 1967 è stato fondato da Enzo Lauretta come punto ideale di riferimento per cultori e studiosi, volto ad approfondire e analizzare criticamente l'intera opera pirandelliana. Da allora i convegni internazionali di studi pirandelliani si sono susseguiti annualmente a cadenza regolare. Adesso è in cantiere il 59esimo, imperniato sulle novelle di Pirandello, in calendario Covid permettendo il prossimo dicembre. A tal proposito il presidente del Centro Nazionale di Studi Pirandelliani di Agrigento, il professor Stefano Miliotto, afferma: non solo la pandemia permettendo, sono infatti vitali anche i sostegni finanziari da parte degli enti, sia nei confronti di un convegno di grande rilevanza internazionale, sia in un centro che ormai appartiene alla cultura mondiale pirandelliana. L'imprenditrice Sonia Giordano si è dimessa dalla carica di presidente dell'Acragas Calcio, in gara nel campionato d'eccellenza, seconda in classifica dopo 15 giornate, e ciò per urgenti e inderogabili impegni familiari e professionali, come ha scritto la Giordano in una lettera al Consiglio di amministrazione. Il prossimo 23 gennaio, Covid permettendo, l'Acragas giocherà in trasferta a Sciacca. Nella lettera di dimissioni del presidente si legge: la mia residenza dista migliaia di chilometri dalla città di Agrigento. Il mio avvicinamento alla squadra è stato dettato dalla mia passione verso la città tutta, di cui sono innamorata. Per la mia coscienza non sarebbe onesto rimanere nella carica senza poter soffrire, gioire, vivere, seguire le sorti della squadra direttamente e personalmente, come sino adesso ho fatto. Ringrazio, prosegue Sonia Giordano, i tifosi, in particolare gli ultras, i quali mi sono stati sempre vicini e mi hanno supportato anche nei momenti difficili della squadra, i calciatori della passata e della presente stagione, i collaboratori che ricoprono ruoli all'interno dello stadio, la famiglia Veneziano, nostro primo sponsor, il ruolo tecnico, gli attuali soci della società e principalmente due formidabili nuovi amici che mi hanno sostenuto in questi mesi e che mi hanno più volte dato la carica per ben ricoprire il ruolo di presidente di una gloriosa società quale l'Acragas. Col cuore in gola ringrazio tutti. Conclude. Campionato di Serie A2 di pallavolo femminile. La SEAP Aragona gioca domenica prossima, 16 gennaio, in trasferta in Lombardia, in provincia di Varese, a Bustarsizio, contro la Futura Volley Giovani alle ore 15. È l'unica partita che, a meno di sorprese dell'ultima ora, dovrebbe essere giocata regolarmente. Infatti tutte le altre 4 gare in calendario sono già state rinviate a data da destinarsi a causa dell'emergenza sanitaria. L'obiettivo della squadra, allenata da Stefano Micoli, è conquistare punti fondamentali per la salvezza. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.